Il tratto di laguna di fronte a Punta San Giuliano si sta lentamente trasformando in terraferma. Il problema è peggiorato in misura preoccupante negli ultimi anni. Il moto ondoso, i sedimenti dei fiumi, le alghe che marciscono e si depositano sul fondo hanno ormai reso quei paraggi insidiosi anche per i navigatori più esperti. Troppo bassa. Troppo bassa. Chiaramente parecchi soldi si arenano nel basso fondo, è successo tranquillamente anche a noi. All'epoca sono arrivati i pompieri che sono rimasti piantati e quindi per risolvere qualche problema qua sopra ci vuole l'elicottero. Quindi anche in caso di incidente aereo, che è qua davanti l'aeroporto, qui è un pantano irrisolvibile. Delle oltre 200 arcate che compongono il Ponte della Libertà, soltanto 3 sono rimaste percorribili, segnate da frecce bianche per chi non le conosce a memoria. Ma quando la marea è bassa ci si arena comunque. Ostruito dai detriti e in totale assenza di manutenzione, il ponte è ormai diventato una diga che separa la laguna nord da quella sud, impedendo il defluire delle acque. E la siccità degli ultimi mesi ha reso il fenomeno ancora più evidente. In questa zona, sul canale, passano centinaia e centinaia di imbarcazioni. Passa un 30% delle merci destinate a Venezia. Siamo circa 2000 soci delle società sportive che praticano vela al terzo, canoa, canottaggio, dragon boat, eccetera. E oltretutto ci sono centinaia e centinaia di imbarcazioni nel Canal Salso, nell'Oserino, che per diporto vengono in questa zona. Tutto questo rischia di sparire. Alcune di queste attività sono già state spostate altrove per l'impossibilità di svolgerle come di consueto. il 25 aprile comincia il campionato annuale di vela al terzo. La prima regata è regata del Boccolo, era tradizionalmente fatta qui davanti nell'area tra San Giuliano e Venezia. Quest'anno si è dovuto spostarla nell'area Poveglia, all'area dei Fortini. Le associazioni stanno ora pensando a un grande corteo acqueo per sensibilizzare la popolazione. La laguna nel suo insieme non è un cosiddetto ambiente naturale, è un ambiente artificiale. Ora noi dobbiamo decidere se anche questa parte di laguna deve rimanere tale. Altrimenti la perdiamo, perché la sua tendenza naturale sarebbe quella di interrarsi. A complicare la situazione è la mancanza di un soggetto unico con la competenza per intervenire sui problemi della laguna.